bocconcini siciliani col sesamo. Vabbè, buonissimo. «500 grammi di farina Manitoba, un cucchiaino raso di sale, 8-10 grammi di lievito di birra fresco, 250 ml di acqua tiepida, 70 ml di olio d'oliva. Per guarnire i panini, prima di metterli in forno, i semi di sesamo, o come diciamo in Sicilia, giugiulena». Ecco, iniziamo a preparare la nostra ricetta. Cominciando dalla farina, nell'acqua tiepida versiamo il nostro lievito in modo tale che si sciolga. Ecco, mettiamoci anche con un cucchiaino, poi aggiungiamo lo zucchero, giriamo ancora e versiamo il nostro composto sulla farina. Poco per volta. Cominciamo ad impastare. Ecco, continuiamo ad aggiungere e ad impastare. Allora, trascorsi 10 minuti, il nostro impasto è morbido e ben incordato per essere staccato. Ecco. Come vedete è proprio morbido, morbidissimo. Facciamo qualche piega sulla pasta perché questo favorisce la lievitazione, perché la pasta ingloba aria e quindi lievita più velocemente. Ecco qua. La nostra palla adesso è pronta, morbidissima. La riponiamo dentro la planetaria, la copriamo e adesso la faremo lievitare in forno per circa 3-4 ore. A dopo. Sono trascorse 3 ore e mezzo. Ecco qui la nostra pasta lievitata. Adesso ecco, allunghiamo il nostro impasto, vedete com'è morbido? Lo allunghiamo e da questo impasto ricaveremo 8-9 pezzi. Ne ha ricavati 8. Ogni pezzo dovrà essere arrotolato, ecco, così, allungato. Lavoriamo ancora per un po' la nostra pasta, la rotoliamo, la ripieghiamo e la lavoriamo con le mani così, come fosse del pongo. Dobbiamo ottenere dei panini che abbiano la forma di una pallina. Per il momento sono solo delle palline, poi prenderanno la loro forma di bocconcini. Ecco qua. Allora, ora che i nostri panini sono già formati, li mettiamo, andiamo a metterli
direttamente sulla teglia che avremo ricoperto con un foglio di carta forno. Eccoli qua. Adesso il tocco finale. Andiamo a bagnare i nostri panini con dell'acqua a temperatura ambiente. Ecco, li spennelliamo. L'acqua farà da collante per i semi di sesamo. Ecco qui. I nostri panini adesso andranno in forno con luce accesa a riposare ancora 20 minuti. Dopodiché accenderemo il forno 180 gradi per 20-25 minuti. I nostri panini sono pronti, caldi e profumati per essere subito mangiati.